Siamo arrivati alla terza prova del Tommaso Grassi Driver Award, premio Gelato di Romagna, una bella dotazione più di 7.000 euro. Con numero 1 Icaro Risaia TRGF, Crescenzo Maione, 2 Impossible Joe Enrico Bellei, 3 Ivi Saur, Francesco Tufano, 4 Yankee Pan, Vincenzo D'Alessandro, 5 Ialapago R, Vincenzo Luongo, 6 Rene Ian, Filippo Monti, seconda fila, 7 Hilary Fox, De Filippi, Sotti il Pasqualino, Giorgio D'Alessandro, 9 Incognita, Gaetano Di Nardo, 10 Janus Matley, Alessio Di Chiara, scatta davanti Ivi Saur senza colpo ferire, veramente in un battito di ciglia, ha già preso la corda davanti a tutti e si innesta tranquillamente davanti a Icaro Risaia TRGF. Rimane invece a destra Ialapago R, che sembra assolutamente completamente determinato a riuscire a raggiungere quella che era la posizione voluta dall'inizio della corsa, e ciò succede. 14,9 per il passaggio i primi 200 metri e Ialapago R è esattamente dove voleva essere. Vincenzo Luongo questa parte del lavoro l'ha compiuta perfettamente ed è davanti a Ivi Saur, che è alla seconda posizione. Non rimane fermo in terza posizione Icaro Risaia TRGF, dopo 400 metri sposta e si mette alla destra di quello che è Ivi Saur, il secondo in questo momento. Terza posizione alla corda per direi Yankee Pan, se vedo bene, ma li vedremo passare davanti adesso alle tribune, e avanza a destra anche il favorito Impossible Joe, che si mette in schiena Icaro Risaia TRGF. Chiude il gruppo Irene Ian, che va sbagliato al via. 1 minuto e poco più per gli 800 metri, davanti a tutti c'è sempre Ialapago R che mena le danze. 14,7 il passaggio per la retta delle tribune, sembra un po' in difficoltà Ivi Saur. Icaro Risaia TRGF ne prende la posizione, è davvero in difficoltà Ivi Saur, che recede dalla seconda posizione, mezza ruota per difendere quello che ha ottenuto Icaro Risaia TRGF, cioè la seconda posizione, e si deve difendere da Impossible Joe, che sta arrivando. Entriamo sull'ultima curva dopo un 14,4 della retta delle scuderie e sembra poter scappare via. Ialapago R ha una lunghezza di vantaggio, mentre Impossible Joe va a insidiare Icaro Risaia TRGF. 14,8 per la curva che è terminata, si apre a ventaglio in questo terzetto, ma davanti a tutti c'è Ialapago R, mentre sbaglia Impossible Joe. Ialapago R controlla Icaro Risaia TRGF a distanza. Il terzo posto è probabilmente di Ivi Saur, che lo deve difendere, quindi ci sarà lavoro per la giuria. 15,1 la media chilometrica per la vittoria di questa terza corsa di Vincenzo Luongo, che incamera i relativi 10 punti. Ne porta a casa 5 Crescenzo Maione, e andiamo a vedere in slow motion chi sono gli altri driver che acquisiscono punteggio in questa terza tappa. Quindi 5, 1, Impossible Joe quindi è di galoppo e quindi non sarà dell'ordine d'arrivo, e in terza posizione compare, vediamo se riusciamo a decriptare, il 3, il 6 e poi il numero 8, quindi Ivi Saur terzo posto, Irene Meina al quarto posto e il Pasqualino termina quinto.